ascolta tutte le voci del mondo. Questo è il titolo e il filo conduttore della 19ª edizione di Libro che gira, libro che leggi, Festival della lettura a Venezia 2023. Partiamo dai più piccolissimi perché il festival vuole coinvolgere tutte le età e tantissimi luoghi diversi. Nei nidi Barchetta Blu, il salotto delle storie, il salotto magico delle storie, prevede tutti i giorni, nel periodo del festival, quindi dal 15 di aprile al 14 di maggio, letture in LIS, lingua dei segni italiana, in inglese, in spagnolo e dedicate anche all'arte. Ma anche alla casa di The Human Safety Net ci sono tante iniziative proprio per bambini dai 2 ai 6 anni e genitori, nonni, accompagnatori che scoprono il potenziale che c'è dentro ciascuno di noi. Oltre alle procuratie vecchie, anche in uno spazio nuovo e bellissimo che continua l'avventura della Casa dei Tre Occhi, che è le stanze della fotografia. Ma naturalmente non può mancare anche la Fondazione Querini Stampaglia con delle attività proprio sulla Casa Museo e sul Conte Giovanni, e anche la Casa Museo dell'Archivio Vittorio Cini. Abbiamo addirittura realizzato un leporello, La mia famiglia è un alfabeto, parlando di tutte le lettere di V come Vittorio Cini, L di libri, le figlie, tutto ciò che riguarda proprio questa meravigliosa famiglia. Non potevamo anche coinvolgere la libreria più antica di Venezia, La Toletta e il suo spazio eventi. Io sono Yoga, io sono Lis e Inviami una foto sono 3 iniziative proprio che ci raccontano di un nuovo diverso di comunicare come la lingua dei segni italiana, e poi concludiamo a maggio con delle iniziative di un progetto presso l'isola di San Servolo che si chiama La Farmacia delle Storie. In contemporanea, Abbi cura di te con Silvia Picchi è un'esperienza per adulti attraverso l'antica farmacia e la biblioteca. Tutte le iniziative del ricco cartellone, perché ci sono tante collaborazioni con l'Università Ca' Foscari e la LIS, i musei civici e anche delle attività per adulti con l'M9, l'Ateneo Veneto e l'Iveser. Venezia torna a essere per la 19ª edizione cornice di decine e decine di iniziative gratuite organizzate dalla realtà storica Barchetta Blu e all'interno di un format patrocinato dal Comune di Venezia riguardanti la lettura. Ci auguriamo naturalmente, considerato il grande valore della lettura come strumento di crescita, di sviluppo e anche di cura dell'anima, nonché di sviluppo del pensiero critico, che abbia un grande e notevole successo. Tutto il calendario lo potete scoprire su www.barchettablu.it. Allora vi aspettiamo, letture per tutti, e ricordatevi sempre di ascoltare tutte le voci del mondo. Buone letture!